Amici di Sportisi, appassionati di calcio giovanile, ben trovati allo stadio Franco Lo Monaco di Palermo, pronti a raccontare la sfida tra Athletic Club Palermo e Buon Pastore, gara valida, ricordiamo, per il campionato riservato ai giovanissimi Elite Under 15 naturalmente. Il girone è quello A. E di fronte due squadre che rappresentano senza dubbio due tra le massime esponenti del calcio giovanile in provincia. Athletic Club Palermo affidato a Mister Cintura contro il Buon Pastore, che anche in questa stagione gode della gestione da parte di Mister Pietro Chifari. Ricordiamo che dopo le prime 6 giornate di campionato il Buon Pastore si trova esattamente a metà, 3 vittorie e 3 sconfitte dopo le prime 6 giornate, 9 punti, 2 in più dell'Athletic, che ha un pareggio in più e una vittoria in meno rispetto ai rivali, che anche oggi scendono in campo con la consueta tenuta blu e bianca. Total white invece per i padroni di casa. Vediamo lettura delle formazioni, tra l'altro partita che sta iniziando in perfetto orario, 14:29 in questo momento. Cominciamo con l'Athletic che scende in campo con Curcuruto in porta, poi sempre in ordine numerico il numero 2 Galante, numero 3 Canie, numero 4 D'Amore, numero 5 Montagliani, numero 6 Lavardera, numero 7 Favaloro, numero 8 Catalano, numero 9 Martino, numero 10 Geraci, numero 11 Pizzoli. Risponde il Buon Pastore, che abbiamo già visto tra l'altro all'Opera contro la TF nella stessa categoria, mentre inizia la partita, quindi mettetevi comodi. Prende il via Athletic Club Palermo Buon Pastore, formazione ospite, che invece scende in campo con Romeo in porta, poi con il numero 2 Gabriele Stagno, con numero 3 Maniscalco, numero 4 Battaglia, numero 5 Simoncini, numero 6 Culella, numero 7 Doran Gricchia, numero 8 Puglia, numero 9 Tarantino, numero 10 Gambino, numero 11 Patti. Tra l'altro siamo sul campo della Parmonval, e quale miglior gancio a questo elemento per ricordarvi che è in corso di svolgimento anche Castellammare Parmonval, partita valida per il campionato di eccellenza Girone A, 10ª giornata che si apre proprio allo stadio Giorgio Matranga della città del Golfo. Partita che potrete naturalmente seguire in diretta, integrale ed esclusiva sul canale YouTube Sportisi TV, lo stesso nel quale state vedendo questa gara e anche il finale del match tra Panormus e Polisportiva Scelsa, che è prossima alla conclusione, col punteggio che al momento premia nettamente i padroni di casa. Tra l'altro match che attualmente è già al 9° minuto di recupero, abbastanza particolare il fatto che si stia ancora giocando sul terreno di gioco di Villa Sant'Alfonso. Ma intanto concentriamoci su questa partita e sull'attacco di Pizzoli per l'Athletic, per la palla gestita da Catalano, passa all'interno dell'area di rigore, occhio a questo tentativo da parte di Canie, allontanato. Dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo perché salgono le torri, anzi in realtà è fallo laterale, quindi se ne occupa Galante. Lo scambio con Favaloro, pallone che spiova in mezzo, allontanato alla difesa, ma ancora Catalano, serie di batti, poi tentativo, alla fine spazzato dalla difesa, tentativo che era stato di Pizzoli.
Tanto mi correggo, partita che in realtà non è ancora in recupero, quella tra Panormus e Atletico Scelsa, under 15 provinciale. Intanto pallone in profondità per la corsa di Martino. Martino prova ad arrivare sul fondo, mette in mezzo il pallone, messo in calcio d'angolo da Simoncini. E il primo corner lo batte l'Athletic, che ha iniziato molto bene il match. La battuta del corner è battuta corta per l'avanzata di Geraci, che se la sistema. Ancora Geraci va sul fondo, stoppato il suo cross da Stagno, palla che esce, sarà ancora angolo. Allora, secondo tiro dalla bandierina consecutivo per la squadra di Mister Cintura. Questa volta direttamente in area la battuta, il tocco, il gol dell'Athletic. E se ho visto bene è stato Montagliani con la maglia numero 5 a mettere la palla in rete. Tutto ciò dopo quasi 4 minuti di gioco. Si sblocca la partita qui allo Monaco col gol di Montagliani, il più lesto su questa battuta in area. E allora cambia il parziale al Francolo Monaco con la rete di Gabriele Montagliani. Di fatto il Buonpastore non ha ancora varcato la linea di metà campo. Inizio sprint dei ragazzi di Cintura invece, che dunque trovano la rete dell'1-0. Vediamo se arriverà la reazione da parte del Buonpastore. Qui cerca di ricevere Tarantino, la palla è ancora lungolinea per lui, fermato però con Canie che riesce a tenerla in gioco. Rimpallo che però favorisce Puglia, palla che finisce in fallo laterale con Doran Gricchia pronto a eseguire il fallo laterale. Doran Gricchia che, a proposito della partita da noi commentata e da noi trasmessa contro il tra TF e Buonpastore, aveva destato veramente un'ottima impressione giocando inizialmente da prima punta. È stato fatto un po' svariare. Torniamo in cronaca con questa palla messa in mezzo da Canie, in qualche modo colpita. Poi Athletic che prova a tornare in possesso del pallone, si butta nella mischia anche Gambino che subisce fallo. E allora piazzato per la squadra allenata da Pietro Chifari, che la rigioca subito con i due centrali, anche se qui rischia qualcosa Simoncini. Subentra Stagno. Infine fallo laterale per l'Athletic, che ha dunque riconquistato la sfera. Battuta a cercare la corsa da parte di Geraci, il quale mette in mezzo il pallone, allontanato in qualche modo da Simoncini. Poi altro tentativo parato in due tempi dal portiere Romeo, tentativo che è stato di Martino. E Athletic che per il momento sta continuando a esercitare una pressione importante nei confronti degli avversari, che adesso stanno cercando pian pianino di uscire da questa situazione molto complicata. Qui l'anticipo secco da parte di Catalano, l'altro pallone lanciato in avanti, colpo di testa di Montagliani, poi controllo a seguire e scarico indietro all'indirizzo del portiere Curcuruto, la giocata che era stata di D'Amore. Poi Montagliani, testa alta, esce palla al piede, poi tocco per Geraci, avanza il 10, ancora Geraci scarica largo nuovamente per D'Amore che sta accompagnando l'azione d'attacco. D'Amore converge, cerca il filtrante, sembrava essere in realtà caricato il tiro, in realtà ha servito questa palla in verticale che però non ha trovato nessuno pronto all'appuntamento.
e si riparte con la battuta affidata a Riccardo Culella. Battuta che risulta corta anche perché c'è stato un intervento da parte di Martino, poi spazza la difesa del Buonpastore un po' in difficoltà in questo avvio. La Vardera gioca con Galante, poi scarica indietro per il portiere Curcuruto. La pressione anche sulla ricezione da parte di Catalano, poi Galante in verticale sbaglia, recupera il pallone il Buonpastore con l'avanzata da parte di Maniscalco, prova ad andare sul fondo, grossa, intercetta però Galante. La rimessa operata sull'out sinistro per la giocata verso l'area di rigore da parte di Tarantino, mette fuori la Vardera. Qui ancora una palla in area allontanata sul tentativo di Tarantino, poi tenta il piazzato, attenzione perché c'è questa opportunità in fuorigioco che sembrava netto, evidente, qui il direttore di gara che ha perso veramente tanto tempo prima di fischiarlo e ravvisarlo. Mister Chifa riprotesta, però vi posso garantire da qua su sembrava netto. L'offside in particolare di Doran Gricchia. Qui intanto attacca ancora il Buonpastore che guadagna anche un calcio d'angolo. 2-1 attualmente il conto dei corner. E ok, allora alla battuta. Pallone che spiove in area, colpo di testa di Lavardera a mettere fuori anche ad alzare la linea difensiva avversaria. Poi battaglia, prova a riaccendere l'azione d'attacco al Buonpastore, ma recupera l'Athletic che adesso si lancia in ripartenza con Favaloro, chiude in fallo laterale Stagno. Qui la palla già rimessa in campo, attenzione alla giocata sulla sinistra, ancora il tentativo di dribbling, chiude bene Culella, però ancora Athletic che recupera con Canie, controllo e Mancino, palla che attraversa tutta l'area di porta, si impegna per tenerla in campo per evitare il calcio d'angolo, senza però evitare il fallo laterale Stagno. E la Vardera che gioca dalle retrovie su Montagliani, l'autore del gol che ha sbloccato la partita. Attenzione alla pressione su Pizzoli che riesce comunque a giocarla. Geraci, un dribbling di troppo, viene fermato da Puglia. Stagno converge, poi la chiusura da parte di Geraci che riconquista il pallone. Allora attenzione a Canie che corre sulla sinistra all'1 contro 1 con Culella che lo ferma e calcio d'angolo per l'Athletic. Ok alla battuta del corner, se ne occupa Martino. Traffico in area, tante maglie del Buonpastore a protezione degli ultimi 16 metri, pallone che arriva sul secondo palo dove prova a staccarsi d'Amore, il quale deve impegnarsi per tenere il pallone in campo, in qualche modo ci riesce, poi però lo ferma Tarantino che mette in fallo laterale. E allora si rimane in attacco per l'Athletic. La Vardera, Montagliani se la sistema per calciare in avanti su Geraci, forse c'è un tocco con la mano, si continua a giocare, riconquista per un attimo Geraci, poi il fallo commesso da Doran Gricchia.
Intanto pallone che spiove verso l'area del Buonpastore, serie di colpi di testa, alla fine forse c'è anche un fallo ai danni di Simoncini, c'è un giocatore del Buonpastore a terra, se ne avvede l'arbitro che ferma il gioco, in realtà dovrebbe trattarsi di Stagno, che è rimasto a terra. Prestate le cure del caso al giocatore del Buonpastore. Si è rialzato il giocatore del Buonpastore. Trattasi in realtà di Maniscalco del numero 3, accompagnato fuori dal dirigente accompagnatore. Tanto fa muovere elementi della sua panchina mister Chifari, nello specifico sembra numero 13 Grasso. Tanto pallone che verrà rimesso in gioco dal direttore di gara e messo a disposizione dell'Athletic, che era in possesso. Tanto ricordiamo anche il fitto programma targato Sportisili TV di questa giornata, con il match tra Panormus e Atena, campionato allievi Elite Under 17, che prenderà il via alle 15, a seguire 15:30 allo stadio Biagio Conte di Marineo l'ATF Under 14 regionale, che ha dovuto traslocare, tra l'altro in casa del Città di Marineo, quindi ironia della sorte vuole che alla fine gli ospiti giochino in casa. Ma attenzione alla ripartenza della Buonpastore con Doran Gricchia, ingresso in area, Doran Gricchia lato corto, fermato in calcio d'angolo dall'ottimo intervento di Catalano. Proseguendo il menù odierno, alle 16 a seguire, cioè di questo incontro, racconteremo la gara tra TF e Ciaculli Under 17 regionali, in contemporanea con la gara che si giocherà al Tocia Stadium, campionato di Serie C1 girone A di futsal tra Palermo Futsal Club e la capolista Acragas. Per chiudere il programma, Panormus Athletic Club Palermo, giovanissimi Under 14 regionali, e Panormus Sport Palermo, allievi Under 16 anch'essi regionali. Occhio alla battuta del calcio d'angolo, mette fuori la Vardera, sarà ancora corner. E il terzo per il Buonpastore, che sta cercando di reagire. Pallone che sta per arrivare in area, smanaccia fuori il portiere Curcuruto, poi in qualche modo prova a liberare la difesa dell'Athletic, che cerca anche la ripartenza con la corsa da parte di Pizzoli. Servizio per Geraci, arriva addirittura la Vardera in proiezione offensiva il centrale. Geraci, area di rigore, Geraci, salta un avversario, non c'è niente secondo il direttore di gara, e allora rinvio dal fondo. Lo scontro, almeno presunto, tra Geraci e Stagno, direttore di gara che era a pochi metri, non ha ravvisato gli estremi per il fallo. Tanto per completare il programma di domani, si comincia ancora con una gara di settore giovanile, si giocherà sempre qui al Francolo Monaco, TF Cus Palermo, allievi Under 16 regionali. Poi la giostra del calcio dilettantistico con San Giorgio Piana, Folgore Castelvetrano, con Marineo Gemini, con le immagini di Noveggia Virtus Castrum Favara, di Unitas Sciacca Don Carlo Misilmeri, di Camarat Bagheria. Insomma, tanto spettacolo, grande spettacolo di calcio, di futsal, di calcio giovanile, naturalmente targato come sempre Sportisili TV. Torniamo in cronaca con la Vardera che si appoggia a Montagliani.
Geraci viene incontro, tocco che non trova compagni, deve impegnarsi per recuperare il pallone. Patti, lancio lungo, fuori dalla portata di tutti i suoi compagni di squadra. E allora buon gioco Pizzoli nella gestione. Qui la gestione intanto con la battuta lunga alla ricerca di Martino, pallone allontanato, poi ne torna in possesso Catalano, un po' strattonato, serve la Vardera con la suola, con eleganza porta sul pallone, trova anche lo scambio con Galante che però non riesce a dargliela bene. Qui intanto prova a recuperare il pallone e ci riesce l'Athletic con questo scambio che favorisce Galante che controlla male. Si riparte dal fondo con Simoncini che si occupa della battuta, pallone che viene prolungato, poi buona qui la giocata da parte di Gambino, a buon gioco Cani col recupero che però sbaglia, poi Doran gricchia, si lotta ancora, alla fine recupera Pizzoli, pallone a scavalcare da parte di Favaloro per la corsa di Geraci, capisce tutto e anticipa Stagno col fallo laterale a favore dell'Athletic. Si lotta, va giù un giocatore dell'Athletic senza subire fallo, che ha questo cross, colpo di testa a mettere fuori ancora di Simoncini, poi scarico indietro di Galante in proiezione offensiva, poi il cross di D'Amore in mezzo, scavalcato Favaloro, ma l'attacco è ancora buono, ci sono Geraci e Cani sul pallone, ma quest'ultimo sul fondo propone in mezzo, c'è il tentativo di anticipo, poi la chiusura fondamentale su Martino da parte di Simoncini, ma insiste l'Athletic sempre con Geraci, scarico indietro a D'Amore, D'Amore sterzata, alza la testa e zona tiro per lui, quella ci prova, palla che sorvola non di molto la traversa. Il tentativo del capitano dell'Athletic Club Palermo, la sfera che non è andata molto lontana dal bersaglio. Simoncini un po' titubante in questo caso decide di andare corto da Stagno, l'anticipo secco di Geraci, qui brutto passaggio di Stagno, Geraci fermato dall'intervento di Puglia, Puglia passa per vie centrali, la giocata in avanti di Gambino, ancora l'anticipo, questa volta di D'Amore, non insegue il pallone, lo lascia uscire in fallo laterale, in questo caso Martino. Battuta questa volta lunga di Simoncini, ancora Geraci il più lesto, e allora attenzione a Favaloro che prova a prendere iniziativa, Favaloro scarico, ottimo sulla Vardera che ormai è in costante proiezione offensiva, parte il suo cross in qualche modo controllato da Simoncini che poi svirgola, colpo di testa di Patti, poi Favaloro in avanti, Martino in mezzo a due, subentra Galante con la palla che arriva nuovamente in area, spazza Culella in fallo laterale. Si andrà a occupare della battuta proprio il numero 2 in tenuta bianca, ma c'è cambio di messa. Non ha gradito l'esecuzione il direttore di gara.
Pallone che arriva, poi fermato col fallo Gambino. Punizione Buonpastore. 23esimo appena scaduto, ultimi 12 minuti. Pallone lungo, il controllo, spalle alla porta, tentato da Battaglia, poi ancora Buonpastore che recupera, ma c'è stato un intervento, si è visto bene con un braccio, da parte del numero 4 in maglia blu e bianca. Montagliani. Catalano a testa alta ancora dal ragazzo che sta decidendo la partita. Pizzoli passa ai centrali. Il pallone è recuperato molto bene da Gambino, poi lancia in avanti alla ricerca di Catalano che parte in posizione regolare. Lavardera però ha la meglio e recupera. Si sta distinguendo nettamente in positivo ovviamente Massimo Lavardera. Qui Geraci col tocco per Montagliani, poi si gira Favaloro e prova a partire, gli arpiona il pallone dentro l'avversario, poi ancora pallone giocato in avanti da Martino e occhio all'avanzata di Favaloro, ingresso in area, Favaloro fermato, e poi l'ottimo intervento in tuffo di Romeo ad evitare il calcio d'angolo. Qui intanto il controllo e il fallo di Canie su Dorangricchia che sta cercando di accendersi, mettersi un po' in partita. Stanno un po' mancando le sue giocate al Buonpastore, almeno per ora, ma va detto che per il momento grande merito va all'Athletic, che sta imprimendo una prestazione di grande grinta, di grande personalità. Intanto pallone spazzato via, Lavardera prova ad arrivare, usa anche l'astuzia per avere la meglio su Maniscalco e per rilanciare l'azione. Galante, intercettato il suo lancio da Simoncini, ancora il numero 2 in 1 contro 1, pallone messo in mezzo, Simoncini ancora una volta, però in questo caso la mette in angolo. Uno dei due centrali difensivi di Mister Chifari. La battuta dell'angolo affidata a Geraci, pallone sul primo palo allontanato da Dorangricchia, poi il controllo di Pizzoli sinistro che scende troppo tardi e si perde fuori. Ancora Simoncini a tentare la battuta lunga. Questa volta arriva per primo Puglia per il Buonpastore, poi Dorangricchia scarica indietro, Culella sui piedi dei giocatori in maglia bianca che cercano di ripartire, Cania va dentro l'area, la fa scorrere non senza brividi Maniscalco e poi sulla lieve pressione di Favaloro la lascia uscire in fallo laterale. Ed è Lavardera che arriva di gran carriera a battere questo fallo laterale. Il controllo spalla alla porta, poi lo scarico indietro per Catalano, ancora Lavardera, verticale su Favaloro. Favaloro prova a passare in mezzo a due, poi arriva il terzo che è Gambino, di porta del pallone, Maniscalco allontana, Lavardera con l'anticipo, poi ancora pallone giocato in avanti, Lavardera protegge e guadagna fallo laterale sulla pressione da parte di Tarantino. Pizzoli, girata immediata per innescare Capitan d'Amore. Lavardera, Pizzoli, Montagliani, la fa passare d'Amore dove c'è Geraci.
Geraci, pallone per Pizzoli che svirgola, incespica sul terriccio più che sul terreno del Francolo Monaco. Ha già riconquistato palla però l'Athletic, che non sta concedendo possibilità al Buonpastore, fin qui non pervenuta in attacco la squadra di Chifari, e sono già passati più di 28 minuti. Siamo ormai vicini a metà partita, poco o nulla da segnalare da parte degli uomini in maglia blu e bianca, che qui battono un fallo laterale con Stagno allontanato da Canie. Altra opportunità con le mani per il numero 2 del Buonpastore, altro colpo di testa di Canie, altra rimessa, altro pallone che si perde sul parcheggio antistante il Francolo Monaco. Qui tra l'altro sabato di metà novembre che ci regala una bella giornata, sicuramente l'essere vicini a Mondello invita e non poco. Qui intanto attenzione, perché si è mosso bene Gambino sul filo del fuorigioco. Gambino, ingresso in area, chiuso da Pizzoli e da Montagliani, che però gli calcia addosso. Ancora Montagliani, che però viene anticipato da Gambino. Sul fondo Gambino, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Buonpastore. E qui è bastata una fiammata da parte di Gambino per far sì che la squadra di Chifari si presentasse lì davanti e guadagnasse il tiro dagli 11 metri. Le proteste qui di D'Amore in quanto capitano, ma non vuole sentire discorsi il direttore di gara. Qui intanto arriva il provvedimento per mister Cintura. Arrabbiatissimo mister Cintura col direttore di gara, che lo ha anche ammonito. Ma intanto siamo pronti per il calcio di rigore per il Buonpastore. Doran Gricchia sul punto di battuta. Arriva il fischio, parte Doran Gricchia, intuisce ma non può arrivare Curcuruto. Pareggio Buonpastore, non poteva che essere Doran Gricchia a segnarlo. Si riparte, è cambiato da qualche secondo il punteggio al Francolo Monaco. Alla prima vera apparizione nell'area di rigore avversaria il Buonpastore ha trovato il calcio di rigore che è valso il pareggio. Adesso mister Cintura cerca di portare i suoi alla calma, non vuole che l'episodio del calcio di rigore, che è stato discusso episodio che non deve naturalmente cambiare in alcun modo il mood dei suoi giocatori, che adesso attaccano con la palla messa in mezzo. Chiude Simoncini, ancora attacco buono per Pizzoli, allontana Stagno, torna ad attaccare, adesso lo fa anche con intensità l'Athletic per questi ultimi 3 minuti di primo tempo. Vedremo se ci sarà anche recupero, ma considerando questo episodio che ha fatto perdere del tempo, qualcosa verrà recuperato. Qui intanto Stagno non evita l'angolo, è il quarto per l'Athletic, che sicuramente meriterebbe qualcosa in più del semplice 1-1. Battuta dell'angolo, pallone che scorre, allontana Culella, poi completa il rinvio alla difesa del Buonpastore, prova a muoversi in qualche modo Doran Gricchia, che fa sportellate con gli avversari e porta per il pallone.
Rangricchia corre, inseguito da maglie bianche, Catalano col controllo, c'è Gambino tutto solo, invece si va da Rangricchia che propone il cross, Gambino di testa non arriva e la sfera si perde oltre la linea laterale. E quando può il buon Pastore fa sentire la propria voce. Qui intanto scontro aereo con la punizione guadagnata ancora da Gambino. E occhio a questa opportunità, sulla palla si porta battaglia. C'è il fischio, battaglia con l'uscita e posizione regolare, la conclusione che entra in rete, il gol segnato da Patti, all'improvviso ha tentato l'uscita per mettere in fuorigioco tutti, la difesa dell'Athletic non c'è riuscita, Patti, secondo il direttore di gara, è in posizione regolare e firma l'1-2. Le proteste furibonde di Cintura e di tutto l'Athletic. Realtà più che Cintura è il suo collaboratore Corrao a protestare, ma non cambia nulla. Che in 4 minuti l'ha ribaltata il buon Pastore. E intanto è stato espulso mister Cintura, mi pare di capire, perché sta prendendo la via degli spogliatoi. Il direttore di gara fa riprendere la partita con Cintura che addirittura deve uscire dal campo. Battuta intanto in avanti di Favaloro che la ritrova dopo la respinta, ancora Favaloro, mette in mezzo, allontana Simoncini, poi conclusione di D'Amore, ancora Simoncini a ribattere, colpo di testa a mettere fuori Culella, ancora D'Amore che controlla e calcia, Culella ancora, stanno alzando la barriera adesso i due centrali del buon Pastore, la corsa di Pizzoli, ma è finito il campo. Riprende il gioco con Stagno che batte la rimessa, allontana Pizzoli, poi anticipato Catalano, fermata anche la conclusione tentata da appunto Catalano, poi palla in area, era tutto buono, non è riuscito Martino a indirizzare verso la porta e con un minuto di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi e 2-1 per il buon Pastore, ma non mancano le polemiche in campo per i due episodi che hanno premiato il buon Pastore, sia il rigore conquistato da Gambino sia il gol di Patti sul quale ci sono gli estremi per un fuorigioco. Intanto ha ammonito anche l'assistente di mister Cintura. Intanto noi andiamo all'intervallo e poi torniamo. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi un gol a 1 minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Ligata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore
insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo, come dire, siamo rientrati in partita troppo tardi quando già, come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore dell'Icata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché quella è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stendono le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Ligate, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, poi rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano le medie delicate e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il bastone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Quindi dobbiamo lavorare per essere sempre squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il mister Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di manico? Guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2,
Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera poi mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano. L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che è stata buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancato, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto che mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni.
Rientriamo dallo stadio Franco Lomaco di Palermo per il secondo tempo di Athletic Club Palermo Buonpastore, partita che riprenderà dal punteggio di 2-1 in favore degli ospiti dopo l'iniziale vantaggio dell'Athletic firmato da Montagliani. Poi il calcio di rigore particolarmente discusso assegnato per un atterramento di Gambino e trasformato da Dorangricchia. Infine, in chiusura di frazione, la rete che ha per il momento deciso la partita, che porta la firma di Simone Patti. Non ci sono stati cambi rispetto alle forze in campo che abbiamo visto nel primo tempo. Dunque si riprende con Curcuruto in porta per l'Athletic Club Palermo, poi Galante, Cani ed Amore, Montagliani, Lavardera, Favaloro, Catalano, Martino, Geraci, Pizzoli. Dall'altra parte Romeo è il portiere del Buonpastore, Stagno, Maniscalco, Battaglia, Simoncini, Culella, Dorangricchia, Puglia, Tarantino, Gambino, Patti. Fin qui non ci sono stati cambi, quindi panchina dell'Athletic ancora in pieno regime, con il secondo portiere Adragna, poi Montalto, Gargano, Siciliano, Putano, Scalici, Daniele Curcuruto, Orlando e D'Amico. Panchina Buonpastore col secondo portiere Pietralunga, poi Grasso, Ciulla, La Placa, Samuel Stagno, Talluto, Castronovo, 200 e Modica a disposizione di mister Chifari. Ricordiamo che subito dopo la fine di questo incontro scenderanno in campo gli allievi under 16. Intanto attenzione alla conclusione tentata in pressione da Tarantino. Cioè, gli under 16 di TF Ciaculli. La squadra di mister Sampino contro i rossoneri del Ciaculli. Intanto conclusione tentata senza successo da Maniscalco, prova a uscire l'Athletic, Culella mette il pallone in fallo laterale. Under 17, non under 16, chiedo scusa, quindi sulla distanza dei 90 minuti. Vi ricordo che potete vedere sul canale YouTube di Sportisi altre due partite, oltre a questa, per gli under 17 Elite, Panormus e Atena Agrigento. Per invece l'eccellenza, Castellammare, Parmonval, con la squadra di casa che è in vantaggio 2-0 contro i palermitani, dal cui campo vi stiamo trasmettendo questo incontro. Ricordo che invece il prosieguo del programma targato Sportisiri TV vede alle 15:30 TF contro Marineo, giovanissimi under 14 regionali, poi appunto TF Ciaculli, come vi avevo già detto prima. Alle 17, così come alle 17 si gioca Palermo Futsal Club, Akragas Futsal, Serie C1, Girone A, e Panormus Athletic Club Palermo, giovanissimi under 14 regionali. Il programma di oggi che si chiuderà sempre a Villa Sant'Alfonso con Panormus Sport Palermo, allievi under 16 regionali. Tanto c'è una rimessa per l'Athletic. Pallone calciato però male. Fallo laterale per il Buonpastore. Tanto ricordiamo che hanno preso il via anche i campionati
dilettantistici, quindi dall'eccellenza alla promozione. Naturalmente potrete trovare tutti i risultati in tempo reale e le classifiche aggiornate su www.sportisili.it. Intanto occhio alla corsa di Tarantino, anticipato da Montagliani, poi Curcuruto. Montagliani. C'è la corsa da parte di Favaloro, verticale, posizione regolare di Martino, anticipato dall'uscita di Mattias Romeo. Simoncini, pressing alto dell'Athletic. Simoncini riesce a liberare molto bene servendo Doran Gricchia, giocata sbagliata però del numero 7, poi allontana ancora con Culella la difesa del Buonpastore. Doran Gricchia questa volta prova ad imbeccare la corsa di Stagno che non arriva. Rimessa per Capitan d'Amore. Geraci prova a girarla, Martino prova a premiare la corsa di Canie che mette in mezzo a cercare Geraci. L'anticipo ancora in uscita da parte di Romeo. Battuta lunga da parte dell'estremo difensore ospite, la lascia scorrere senza grossi problemi Galante per un fallo laterale a disposizione. Poi Lavardera calcia lontano, una rimessa per il Buonpastore, già trascorsi i primi 6 minuti e 25 secondi dall'inizio del secondo tempo. C'è una spinta forse su Tarantino, si gioca, la palla l'aveva Gambino, l'arbitro fischia adesso il fallo commesso ai danni di Pizzoli, quindi punizione Athletic. La punizione è battuta con Lavardera che prova a prendere campo rischiando qualcosa, poi giocata in avanti, arriva in qualche modo Geraci, serie di finte di corpo del numero 10 che cerca anche di imbeccare i compagni. Buona qui la chiusura di Stagno che mette in fallo laterale. Però l'ultimo tocco è stato proprio di Geraci, quindi rimessa per il Buonpastore. Ed è Stagno, colpo di testa di Cani che però finisce direttamente in fallo laterale. Quindi guadagna metri il Buonpastore anche per alleggerire un po' la pressione avversaria. Sempre Stagno con le mani, con la spalla, addirittura prova a proteggerla Tarantino. Scontro con D'Amore. Arbitro dà rimessa ancora al Buonpastore, ancora a terra D'Amore però.
La rimessa è per l'Athletic in realtà. D'Amore riceve le cure a bordo campo, credo ormai pronto per rientrare. Rientra subito, infatti. Battuta qui lunga, la ricerca di Martino, allontana Maniscalco. Colpo di testa da parte di Galante, prova a controllare la Vardera che ormai gioca costantemente oltre la linea metà campo, però qui adesso attacca il Buonpastore che ha un fallo laterale proprio davanti alla panchina gestita da mister Chifari. Qui tarda ad arrivare Maniscalco, anche zoppicante, guadagna anche qualche secondo il Buonpastore in questo modo, però da valutare sempre le condizioni dei giocatori. Si tocca il piede sinistro, prepara un cambio tra l'altro il Buonpastore, vedremo se riguarderà proprio Maniscalco. È pronto ad entrare Grasso con la maglia numero 13, sì, esce proprio Giovanni Maniscalco. Si occupa proprio il nuovo entrato della battuta di questa rimessa. Colpo di testa di Lavardera che finisce all'indietro, non arriva né Curcuruto né tantomeno Montagliani, e allora sarà calcio d'angolo per il Buonpastore, che sta gestendo molto bene in questi primi 11 minuti l'ipotesi, il possibile rientro da parte dell'Athletic, rientro che per il momento non si sta concretizzando. Il direttore di gara controlla il traffico in area, poi fa battere il calcio d'angolo sul primo palo. La Vardera la mette ancora in corner. Qualche secondo per far pervenire il pallone a Patti. La battuta di Patti, l'uscita di Curcuruto che rimane a terra. Lo scontro con Culella, che andava a mio parere punito col calcio di punizione. Qui qualche discussione, si è rialzato Curcuruto. Interesi dovrebbe ripartire con una palla scodellata all'arbitro, a meno che il direttore di gara non abbia ravvisato gli estremi per una punizione. No, non è così, però in ogni caso la palla verrà scodellata all'Athletic, mentre sembra tutto ok per Salvatore Curcuruto. I suoi compagni rimettono in gioco il pallone con D'Amore. Controllo, poi Geraci sbaglia. È rimessa per Stagno. Colpo di testa di Pizzoli. Qui Favaloro prova a partire in mezzo a due, tiene il pallone, subisce fallo. Qui attenzione, un po' di scaramucce. C'è a terra Tarantino.
D'Amore, lancio sulla destra, Galante la mette subito dentro, in qualche modo Culella rischia l'autogol, si mette anche le mani ai capelli, anche perché consapevole del rischio, però bravo Romeo a fare buona guardia. Tanto scade il quarto d'ora del secondo tempo, ultimi 20 più recupero qui al Franco Lo Monaco, mentre prova a correre ma sbaglia il buon pastore con Doran Gricchia. Geraci dall'altra parte, va giù, non c'è nulla. D'Amore spizzica la palla di testa, c'è l'avanzata di Tarantino, chiuso dalla Vardera. Calcio d'angolo, buon pastore. Se cambio tra le fila dei padroni di casa, l'ingresso di Scalici, maglia numero 17, esce Favaloro. È pronto il calcio d'angolo per il buon pastore, con la palla che spiove sul primo palo, allontanata dalla Vardera. Pallone poi allontanato da Battaglia direttamente tra i guantoni di Curcuruto, che va a lanciare. Sfiora appena Grasso, allora prova subito a correre Scalici. Scalici si allunga il pallone, vediamo se lo riesce a tenere in campo. No, ma è comunque calcio d'angolo per l'Athletic. E se ne va ad occupare Pizzoli. È tutto il buon pastore praticamente dentro l'area. Fatta eccezione per Doran Gricchia, che sta su. In 4 dell'Athletic a riempire invece l'area. Vediamo a questo punto se la soluzione sarà corta o se verranno comunque cercati gli uomini in area di rigore, mentre il direttore di gara va ancora a dirigere il traffico negli ultimi 16 metri. C'è il fischio, la palla messa dentro. C'è stata una deviazione, credo, proprio da parte di Romeo, ed è angolo, mentre Romeo è rimasto a terra, forse nella ricaduta. Intanto pallone nel mucchio per l'altro calcio d'angolo, attraversa tutto lo specchio della porta il tentativo, si è visto male di Canie, ma c'è stata un'altra deviazione e allora è ancora angolo. C'è Pizzoli sul punto di battuta, mentre intanto scaramucce tra D'Amore e, se ho visto bene, Tarantino. Si riprende, battuto corto, poi Pizzoli cerca il cross, ribattuto. E qui l'arbitro fischia contro l'Athletic. Intanto occhio
alla giocata d'amore con l'uscita avventata che però non arriva. La tiene per un attimo in campo Pizzoli, poi è fallo laterale. Sì. Qui intanto giallo per Dorangricchia, che ha spinto via Kanie. La rimessa, il controllo di Tarantino, poi Kanie, quasi un cross, quasi un autocross per i suoi avversari, esce Curcuruto, naturalmente non c'erano gli estremi per la volontarietà del retropassaggio. Martino con la palla dentro, Scalici, spalla alla porta, controllo e tiro, ribattuto da Stagno che ha fatto un'ottima diagonale, poi pallone calciato lontano, prova ad uscire, palla al piede il Buonpastore con la corsa di cammino che se la allunga un po', Pizzoli lo rimonta, poi cerca anche di ripartire, la calcia via e comunque fallo laterale per il Buonpastore. Rimessa lunga tentata da Maniscalco, poi un fischio contro ancora l'Athletic. E occhio a questo calcio di punizione per il Buonpastore. E occhio alla battuta perché c'è Patti sul punto. In 4 del Buonpastore all'interno dell'area di rigore, in 2 a comporre la barriera per Curcuruto. Adesso si aggiunge un altro elemento, si tratta di Catalano. Appunto si preparano le under 17 di F Ciaculli. È tutto pronto per il calcio di punizione. Arriva adesso il fischio, la rincorsa di Patti che prova a cercare il primo palo, non lo trova. Ci sono cambi da entrambe le parti. Esce proprio Patti che lascia il posto a 200, maglia numero 19 per lui. Escono dall'altra parte Martino Geraci, adesso di Orlando e di D'Amico. Riprende il gioco con l'Athletic. Qui intanto da ripetere la rimessa. Viene fatta arretrare Galante, poi la rimessa d'Amore anticipato. Pizzoli
non controlla D'Amore, poi prova a vincere il rimpallo, ci riesce, ancora D'Amore, si allarga sulla sinistra, tenta la giocata, lo ferma Stagno. La rimessa di Galante, che serve ancora D'Amore. D'Amore sul fondo, non riesce a tenerla in campo, allora si riparte dal fondo per il Buon Pastore. Ultimi 10 più recupero. In realtà i cambi hanno riguardato Daniele Curcuruto oltre ad Amico, quindi non Orlando. Rilancio controllato da Galante, poi Canie vince il rimpallo, ultimo tocco è di Stagno. D'Amore, controllo, riesce a tenere il pallone, ancora D'Amore, prova a liberarsi, prova a mettersi la squadra sulle spalle, il capitano dell'Athletic. Galante con il lancio troppo a ridosso del portiere Romeo, che fa buona guardia, fin qui non ha corso rischi in questa ripresa il capitano degli ospiti. Qui a vuoto Galante, allora vediamo se riparte Doran Gricchia per il Buon Pastore. Doran Gricchia, l'ingresso in area un po' defilato, Doran Gricchia mette in mezzo il pallone, controllo e tentativo da parte di Tarantino, fermato dall'intervento in fase difensiva dei giocatori dell'Athletic. Canie, lo scambio con Pizzoli che prolunga la traiettoria, subisce il contatto. Fallo di Stagno. D'Amore vuole sempre la palla, avanza, resiste alle cariche poi perde il pallone, ma c'è Galante. Pizzoli e D'Amore, arriva quest'ultimo, servizio sbagliato, ma attenzione perché diventa un buon pallone per la corsa di Scalici, che calcia da buona posizione ma non trova il bersaglio. La partenza con Galanti, poi Pizzoli, ancora per la corsa di Galanti che la serve a Cani, e il tocco che fa passare questa palla su D'Amico, ottima chiusura di Simoncini ed è calcio d'angolo. Cambia ancora il Buon Pastore, l'uscita di Gambino. Ingresso in campo di Castronovo con la maglia numero 18. Tanto crampi all'interno dell'area di rigore per Simoncini. Si rialza il numero 5, mentre c'è il calcio d'angolo affidato al mancino di Canie. La battuta, pallone in area. C'era un giocatore dell'Athletic a terra, l'arbitro ha lasciato giocare. Occhio a questa palla ributtata in mezzo da Catalano. Sarà fallo laterale dopo la respinta dei ragazzi in maglia blu. Lavardera, controllo non semplice, pressing da parte di Tarantino, poi la palla rimane lì, sarà fallo laterale sempre per i padroni di casa. Se ne occupa questa volta Lavardera in prima persona, verso l'area, colpo di testa appena abbozzato, poi allontana Tarantino, ma sempre dove ci sono uomini in maglia bianca. Altro colpo di testa, questa volta di Culella,
poi Pizzoli fare un po' di confusione, alla fine allontana la difesa del Buonpastore. Curcuruto con il controllo fuori dall'area, Lavardera, la giocata su D'Amico che sbaglia e allora prova a ripartire il Buonpastore. D'Amico prova a porre rimedio ma commette fallo, calcio di punizione e Buonpastore che respira, ma respira col pallone e respira nella metà campo avversaria. La punizione se ne occupa Simoncini. C'è il fischio. Simoncini che la scodella in area, trappola del fuorigioco che stavolta funziona. Era oltre la linea Puglia. Lavardera, controllo di Scalici, fermato, sarà fallo laterale. Rimessa però per il Buonpastore. A 3:40 dalla segnalazione del recupero, già pronto un altro cambio per il Buonpastore che però attende prima di eseguirlo. Lavardera recupera il pallone, lo calcia più lontano che può, colpo di testa, poi D'Amore prova a sprintare, palla al piede il capitano dell'Athletic. D'Amore con la sterzata verso l'interno, poi il lancio, colpisce bene il pallone Grasso, ma ancora Pizzoli per l'Athletic. Si apre e riceve Scalici, il cross con deviazione, palla che arriva dentro il cuore dell'area, l'uscita da parte di Romeo. Il rilancio del portiere del Buonpastore era da solo Tarantino, decide di prolungare la traiettoria dalle parti di Salvatore Curcuruto. Lavardera, lancio stoppato, rimessa Athletic, cambio Buonpastore, l'ingresso di Modica e l'uscita di Puglia. Fallo laterale per Lavardera. C'è il controllo per la calcia proprio il nomenclato Modica. Colpo di testa ancora di Lavardera. Sempre Modica in fallo laterale in zona d'attacco per l'Athletic davanti alla sua panchina. Ultimi 2 minuti, poi solo recupero. Canie va a puntare, cerca di saltare Grasso e ci riesce. Pallone nel mucchio, Romeo smanaccia. Attenzione perché sul secondo palo c'è D'Amore. D'Amore, controllo, dribbling, destro, deviato. E poi allontana Culella per il Buonpastore che però deve ancora stringere i denti e difendere. Lavardera, controllo non perfetto, anche gli avversari però vanno lisci, allora attenzione a Canie. Va a puntare l'1 contro 1, Canie contro Grasso, se la porta al sinistro, propone il cross, pallone allontanato di testa da Simoncini, ma ancora Athletic, non riesce a uscire il Buonpastore. Canie con le finte, cerca luce per inventarsi la giocata, se la porta al sinistro, il cross, colpo di testa, poi tocca Stagno e favorisce l'uscita di Romeo. Ora sì che può respirare, ora sì che può rifiatare, col pallone tra i piedi, nello specifico nelle mani di Romeo, il Buonpastore che lancia ma sbaglia. Canie, la finta, poi il tocco per D'Amico che sbaglia ma si ritrova il pallone tra i piedi, ancora D'Amico, fermato, fallo laterale, con Culella che poi urla anche verso i genitori presenti sugli spalti a cercare di alzare il volume. Pallone allontanato ancora da Culella, poi Tarantino prova a gestirla ma la perde, alla meglio qui
Curcuruto che la perde a sua volta, ancora però serie di errori da una parte e dall'altra, sempre Curcuruto, tocco per Canie che si è spostato da quest'altra parte, Culella col tagliafuori, con lo scudo e con la palla in rinvio dal fondo per Romeo. Solo recupero da qui alla fine. Con Simoncini che andrà a rimettere, vedremo anche la segnalazione del direttore di gara. D'Amore la prolunga, ma sarà fallo laterale per il buon Pastore. Scadono adesso i 70. Stagno si prende tutto il tempo che può. 5 minuti da giocare, si arriva dunque a 75 e 300 secondi di recupero che partono. Ancora con Stagno con il pallone tra le mani per un fallo laterale, colpo di testa da parte di Pizzoli. Poi in qualche modo Catalano, dopo aver litigato col pallone, la Vardera lo aiuta, ma fallosamente secondo il direttore di gara, e arriva anche il giallo per Massimo Lavardera. E c'è il rosso, c'è anche il rosso per un giocatore dell'Athletic. Se ho visto bene, per il numero 8 Catalano. E le proteste ancora. E la Vardera che prende la via degli spogliatoi con una manciata di minuti di anticipo. Si rialza Battaglia. Per il momento è parità numerica, 10 contro 10, ma c'è Battaglia a bordo campo che sta ricevendo le cure. Intanto fuori gioco di Doran Gricchia. L'avanzata di Galante. Canie fermato all'intervento da parte di Tarantino, che poi la gioca ancora in avanti. Montagliani, suo il gol che aveva sbloccato la gara, in un certo senso illuso l'Athletic. È arrivata la rimonta a fine primo tempo con il rigore di Doran Gricchia e il sigillo di Patti su quella che per il momento sta maturando come vittoria. Ma attenzione all'attacco da parte dell'Athletic. Chiude in diagonale Stagno, ma ancora attacco vivo con la palla messa in mezzo a Catalano, allontanata da Simoncini, poi ulteriormente messa fuori. Sarà rimessa in zona d'attacco per l'Athletic. Si dovrebbe recuperare un minuto circa, se ho capito bene anche il linguaggio del corpo dell'arbitro. Altra palla spazzata via da Grasso, rimane in campo, la controlla D'Amore che non vuole perdere tempo, se la porta sul destro, propone questo cross, allontana Stagno, palla che rimane lì, Pizzoli, dribbla Pizzoli, calcio di punizione per l'Athletic. Adesso c'è soltanto Salvatore Curcuruto oltre la linea di metà campo. Tutti gli altri sono nella metà campo del Buon Pastore. Galanti è l'unico al di là degli ultimi 25-30 metri di campo.
Al momento c'è un po' di confusione anche per la barriera del Buonpastore, perché non sembra essere messa benissimo la barriera. Attenzione ai due fronti dell'attacco dell'Athletic, ma c'è il fischio. La battuta di D'Amore verso la porta! D'Amore nel finale! Rimane fermo, rimane spiazzato Romeo! Mani alle orecchie per D'Amore, che la pareggia al quinto di recupero, e 2-2. Incredibile la punizione di D'Amore. Romeo un po' balbettante, a dire la verità, ma l'ha messa bene sotto l'incrocio dei pali. D'Amore, il capitano che tira fuori dai guai l'Athletic, mentre intanto provvedimenti in arrivo. C'è un rosso dalla panchina ancora per l'Athletic. In ogni caso, vediamo intanto all'indirizzo di chi era questo cartellino rosso. Penso per Sciacchitano, per il ragazzo che deve fare da assistente. Da capire anche i motivi, perché tanto esce Tarantino, che non ha perso tempo per dare un'altra sbracciata ai suoi avversari. Entra la Placa, vediamo intanto quanto c'è da giocare, e poi ancora un minuto con l'Athletic che va a pressare già dalla ripartenza. Riconquista con Cani, ultimo minuto allora qui al Francolomone, con una partita folle fino alla fine. La battuta di Galante. Qui prova ad arrivare senza successo Curcuruto. Poi ancora Galante che la calcia più lontano che può. Attenzione, perché arriva in aria, in realtà arriva nell'area piccola, dove c'è Romeo. Giocati 7 minuti di recupero. E l'arbitro fischia alla fine. È 2-2. A partita incredibile tra Athletic Club Palermo e Buonpastore. Termina in parità e termina con un punto a testa, con l'Athletic che sembrava quasi beffato per come si era concluso il primo tempo, ma che alla fine, con la conclusione della ripresa, può sicuramente ritenersi quantomeno soddisfatto per aver evitato la sconfitta. Noi ci fermiamo giusto per qualche minuto, poi torneremo qui collegati al Francolomone, perché